Il Friuli Venezia Giulia è al quarto posto tra tutte le regioni italiane per acquisti online. Secondo i dati riferiti al 2024, il 46,4% del totale delle persone, 554.000, si è rivolto all'e-commerce per i propri acquisti, per un giro d'affari che ha oscillato attorno ai 2 miliardi di euro. Premesso che anche i consumatori del Friuli Venezia Giulia sono liberi di fare i propri acquisti dove vogliono, è bene però che sappiano che quando chiudono i negozi di vicinato, perché gli incassi sono molto inferiori ai costi, la qualità della vita, la sicurezza urbana e il valore economico degli immobili di quel quartiere o di quel centro storico peggiorano. Per tutti, anche per chi fino a quel momento ha pensato che fosse più conveniente fare gli acquisti online o presso i centri commerciali, anziché recarsi nel piccolo negozio o nella bottega artigiana ubicate sotto casa. Nonostante questi numeri, il commercio fisico mantiene ancora una quota dominante, non è uscito dalle abitudini dei consumatori, ma guardando a quello che avviene a livello internazionale, dove la regolamentazione è carente e la pressione fiscale è più alta, l'online cresce molto più rapidamente che altrove.